In lingua napoletana il loto allappante, quel loto che attacca la lingua, quel loto che ti dà quella sensazione acre del frutto aspro, acerbo, esatto, viene detto o kakis nzuarata. Ora, se dovessi dare una dimostrazione, una prova che il napoletano non è un dialetto, una corruzione di parole nazionali, una deformazione, ma è invece una lingua, potrei fare esattamente questo esempio. Come farebbe un milanese a capire che quando dico kakis nzuarato sto parlando del loto che allappa la bocca. Il kakisso in italiano è il frutto dell'albero di kaki, un albero giapponese. Il frutto arriva a metà dell'800 e avrà una grande diffusione ma soprattutto in Campania, soprattutto nell'agro nocerino. Il kaki vaniglia napoletana anche oggi è una specialità straordinaria. Anche il kakisso, così come il mellone, a Napoli tiene 3 nomi. Sì, perché sapete che Omollone è mellone nel centro storico e Anguria a Posillipo e Cocomero al Vomero, così pure il Cachisso, il centro storico è Cachisso, si chiama Loto al Vomero, oppure Cachi a Posillipo. Naturalmente il loto allappante o Kakis nzuarat è di fatto assolutamente immangiabile, è una cosa completamente inutile ed ecco perché quando una persona è un vero cretino, uno stupido, ecco, una persona che non serve a niente, noi lo chiamiamo, chi è proprio un Kakis nzuarat. Ma nzuarato perché? Secondo qualcuno veniva dal sughero, si è insugherato, ma che c'entra? Difficile, mica noi insomma conosciamo il sapore del sughero, mentre invece deriva molto più probabilmente da un altro frutto, dalla sorba. La sorba che in napoletano diventa asovara. Sì, la sorba viene raccolta acerba e poi rimane a maturare anch'essa sulla paglia e poi successivamente appesa, ma prima della maturazione la sorba è allappante, è immangiabile, è aspra e quindi una persona inutile, ma pare un kakis che si è insorbato, si è nzuvarat, ha il sapore della sorba allappante. Quando invece il kakisso è mush, è mull, a Napoli chiamano me babà, si mangiano addirittura quelli venduti nelle vaschette di polistirolo, mangiati col cucchiaino. Quando è mollo, somiglia a una persona molla, una persona moscia, come una zuppa e kakis, che è quella brodaglia, moscia, molle, ecco, come potremmo dire nucate e col, ecco, sostanzialmente. I napoletani antichi chiamavano il kakis, lo chiamavano anche olegnasant. Una delle ipotesi è perché è un frutto autunnale che matura soprattutto all'approssimarsi della festività di Ognissanti e quindi le festività dei morti e quindi diventa olegnasant. I venditori di kakis si alluccavano: "Oh kakis, tu mangi tu e is", sì, perché si mangia in comunità, si mangia a fette. Ma tornando alla zuppa di kakis, abbiamo detto una persona inutile è un kakis nzuarata, una persona molle, moscia è una zuppa e kakis. Potremmo dire allora che se conoscete qualcuno che non solo non serve a niente, ma è pure un muscio ingalluto, ecco, è un wall, potremmo definirlo una zuppa e kakis nzuarata.